Era la Serra del Falcone, una delle tante rupi che circondano l'odierno abitato. Una terra fertile, sia in superficie che nel sottosuolo. Questa è Serra di Falco, placidamente adagiata in una ridente valle nella provincia nissena. Il laghetto che costeggia l'abitato è un'oasi per gli uccelli migratori che qui si fermano da sempre. La storia del borgo, che ha più di 700 anni, è raccontata dai tanti palazzi nobiliari del centro storico. È decisamente più recente, risale infatti al 2004, il monumento che ricorda le vittime dell'11 settembre 2001 e dell'eccidio di Nassiriya, opera di Oscar Carnicelli. E Serra di Falco è stata la prima città in Europa a dedicare una scultura a questo tragico evento. Poco distante, un'altra opera, interamente in bronzo, è stata realizzata per ricordare l'attività prevalente della zona, il lavoro in miniera. Fino al 1980 da queste terre si estraevano zolfo e salgemma, come testimoniato dagli edifici della miniera Stincone, ormai in disuso, che rappresentano un esempio di archeologia industriale del secolo scorso. Avvicinandosi agli antichi manufatti, si può ammirare da vicino una montagna di salgemma, cui il tempo e gli agenti atmosferici hanno conferito un aspetto quasi scultoreo. Tornando verso il paese, non possiamo fare a meno di soffermarci presso la Cappella Marici, dedicata alla Santa Vergine Addolorata, tappa d'obbligo per i minatori che rivolgevano una preghiera alla Madonna prima di recarsi al lavoro. La chiesa madre è invece dedicata a San Leonardo di Noblac e sfoggia degli interni di gran pregio, che fondono antico e moderno e rivelano in una porzione dell'antico pavimento l'originaria bellezza dell'insieme. L'esterno si affaccia sulla piazza del paese, un borgo che ha vissuto negli anni splendori e fasti, sudore e fatica, e sa sopravvivere al tempo, mantenendo inalterata tutta la sua magia. Buon viaggio!